È una persona intelligente, riflette e quindi riflette per il bene della città. Il soggetto in questione è Giancarlo Gentilini, vero ago della bilancia delle prossime amministrative per Treviso. E la conferma di Enrico Renosto, giovane vecchio della politica trevigiana, sottolinea come il risultato leghista di domenica scorsa abbia spostato un po' il fronte tra lo sceriffo e il centrodestra. Ci stiamo parlando, ci stiamo dialogando, personalmente auspico una compattezza del centrodestra. Pontieri al lavoro dunque per un punto di contatto che sarebbe il ruolo di Sandro Zampese nell'ipotetica giunta a guida leghista. Per il Delfino di Gentilini la mediazione andrebbe da assessore di peso al ruolo di vice sindaco se il centrodestra arriverà a governare la città. Sul fronte opposto il PD trevigiano conta molto sul dato delle politiche in controtendenza rispetto al resto della Marca, con un 23% che lo mette al secondo posto subito dopo la Lega e prima del Movimento 5 Stelle. Un segnale positivo secondo i Dem, considerando che per il sindaco non ci sarà il traino Salvini, ma soprattutto Giovanni Manildo porta con sé 5 anni di esperienza che il candidato del Carroccio non ha e che da sempre sono apprezzati soprattutto dall'elettorato moderato, che è da sempre quello che decide alla fine in città. Una prospettiva che non convince tutti, in particolare chi vanta una lunga esperienza di Treviso nel PD. Questo è un'opinione, diciamo, di interpretazione dei dati. La vera realtà sarà il momento dell'apertura delle urne dopo appunto l'appuntamento elettorale. Maristella Caldato che non rimpiange l'uscita dal PD. Chi non mi ama non mi merita.